dentro nel furgone c'erano 6 bambini e hanno preso tanto spavento. Poi guardando abbiamo visto che c'era l'impronta di un qualcosa che aveva colpito il vetro. Guardando per terra abbiamo trovato un sasso grosso che presumiamo potesse essere il sasso che è andato contro il vetro. È un terribile sospetto quello di Marta Girardi, presidente di Fattibilimo, associazione che si occupa di inclusione e bimbi fragili, ma anche autista del Pulmino, che martedì poco prima delle 12:30 si trovava in via Favretti davanti alle Scuole Verdi a Mogliano Veneto per effettuare uno dei tanti servizi. Pochi attimi e il vetro va in frantumi, i piccoli passeggeri, alcuni con disabilità, ne escono fortunatamente indenni ma terrorizzati. Quel sasso non sembra finito lì per caso, anche perché il mezzo era fermo in sosta. I bambini mi hanno detto che c'era una persona, poi per individuare l'età abbiamo detto più nonno o più papà, una via di mezzo, che è passato in bicicletta e in quel momento lì hanno sentito il botto. Quindi presumiamo potesse essere stata quella persona perché poi intorno non c'era nessun altro. Nelle scorse ore in caserma a Mogliano è stata formalizzata una denuncia contro ignoti, mentre nel frattempo si passano al setaccio le immagini della videosorveglianza. Alcuni privati già si stanno muovendo dopo aver sentito la storia. Via social dall'associazione è partita anche una richiesta di aiuto per riparare il danno, immediata la risposta e la catena di solidarietà. L'associazione, nata 5 anni fa, ha la sua sede principale a Borgobianchi ed è un punto di riferimento per decine di famiglie. Resta una domanda inquietante dopo la grande paura: perché arrivare a tanto? Girardi, rivolgendosi al possibile autore, fa un distinguo che prende le mosse dalla sua storia e dalla sua sensibilità. Se ci sono dei problemi siamo qui pronti per dare una mano alle famiglie. Se la persona ha dei problemi, se non avesse problemi, sa che ci sono delle conseguenze a un fatto del genere, quindi noi siamo sempre disponibili a dare aiuto, sempre.